Sei stata anche bambina di tuo padre innamorata, per lui sbagli e sempre sei la sua figlia sgangherata. Hai provato a conquistarlo e non ci sei mai riuscita. Hai lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché. Invece gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere di te. Piansi anch'io la prima volta, stretto a un angolo e sconfitto. Lui faceva e non capivo perché stavo fermo e zitto. Ma ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura, che se l'uomo in gruppo è più cattivo quando è solo ha più paura. Fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono la notte. Gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono figli delle donne, ma non sono come noi. Amore, gli uomini che cambiano sono quasi un ideale che non c'è. Sono quelli innamorati come te. Ciao Mimì. E continuiamo così. Parlami come il vento fra gli alberi. Parlami come il cielo con la sua terra. Non ho difese, ma ho scelto di essere libero. Adesso è la verità, l'unica cosa che conta. Dimmi se fare qualcosa, se mi stai sentendo, avrai cura di tutto
quello che ti ho dato. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Ascoltami, ora so piangere, so che ho bisogno di te, non ho mai saputo fingere, ti sento vicino, il respiro non mente, intanto dolore, niente di sbagliato, niente. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella. Siamo luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni in una lacrima, come il sole e una stella, luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Il sole mi parla di te, la luna mi parla di te, anche se dentro una lacrima, come il sole e una stella, luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni in una lacrima, come il sole e una stella. Siamo luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Ascoltami, 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 ascoltati, ascoltami, 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 ascoltati. Buonasera a tutti e benvenuti in Casa Peiretti. 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi, le vostre richieste, le vostre fotografie e perché no questa sera anche per partecipare al gioco. Inizia questa sera questo gioco che lo porteremo fino a Natale e adesso però vi presento due amici di Casa Peiretti. Uno lo conoscete già e si chiama Amedeo Grillo, l'altro non lo conoscete perché è il premio di questa sera e di una sera eccetera eccetera eccetera. Signore e signori, Amedeo Grillo insieme al Panatun. Ciao Amedeo, buonasera. Buonasera a tutti, c'è Enrico, eccolo qua. Eccolo qua. O panettone o il panettone, come lo vuoi in piemontese o in napoletano? Allora, come o panettone. O panettone, invece in piemontese o panatun. È il panettone. È il panatun. Ragazzi, allora, adesso questo panettone qua può essere vostro, ma visto che è la prima volta che arriva qua in televisione, facciamo come ormai la chiamano tutti gli youtuber, l'unboxing, che semplicemente ve lo apriamo in diretta. Però chiamarlo unboxing fa molto più figo. Unboxing, sai che roba, almeno così potete vederlo dal vivo la prima volta e ricordo che potrà essere vostro. Adesso vi spiegherò anche come fare per aggiudicarvelo. Casualmente qui ho delle forbici, ma proprio casualmente
sessualmente, Amedeo? Siete pronti? Andiamo a scoprirlo in diretta. Allora, guarda, non disfo il fiocco perché faccio prima così. Ecco, così. Ok, ci siamo. Tu reggi, che se no facciamo proprio facciamo una frittata col panettone. Ce l'hai tu? Ok. Allora. Magari ce ne mangiamo una fetta, no? No. Questo dopo perché voglio farlo vedere bene ai nostri amici a casa. Guardate che bello il panettone di Rete 7, addirittura con il logo Rete 7, spettacolo. È buonissimo anche il logo, nel senso che il logo è una cialda di zucchero che potete gustare insieme al panettone. Facciamo ancora vedere bene, guardatelo qui, guardate che bello questo panettone. Come fare per avere questo panettone nelle vostre case? È un omaggio che vogliamo darvi. Adesso partirà il video promo dove vedete nascere codesta meraviglia. Durante il video promo mandate i messaggi, i primi 20 messaggi che arrivano faranno parte della ruota del terzo tempo, un po' come, anzi esattamente come la gift card. Amedeo, Esatto, venuto bene, dai. Visto che sei qua sì, e non hai ancora fatto niente perché ho cantato solo io, lanci il video promo. Allora lanciamo il video del panettone. A regia, lanciamo subito il panettone, forza. 3, 2, 1, da adesso, video! Ciao Christian, siamo nella nostra Luserna San Giovanni. Oggi ci farai scoprire come nasce il tuo panettone artigianale. Questi sono gli ingredienti principali: farina, zucchero, tuorlo d'uovo, il burro e la frutta candita. Adesso andiamo ad aggiungerli a un preimpasto preparato ieri sera. Una volta che l'impasto è pronto, lo andiamo a mettere a riposare in questa vasca dandole prima delle pieghe. Dopo averlo lasciato riposare un'ora, andiamo a dargli una forma, lo pirottiniamo e lo mettiamo negli stampi. Andiamo a infornare a 180 gradi per 50 minuti. Li sforniamo e li capovolgiamo per una notte intera. Panettone classico, panettone al cioccolato, cioccolato e pere, panettone all'albicocca, castagna e miele. Adesso non ci resta nient'altro che assaggiare. Avete mandato i 20 messaggi, comunque c'è ancora tempo, c'è ancora tempo. I primi 20 messaggi entrano nella ruota del terzo tempo, poi la ruota girerà e si fermerà, e se il numero assegnato al vostro messaggio, bene, avete vinto il panettone. Non si vede bene Rete 7, ma la facciamo vedere bene. Eccolo qua. Ok. E quindi solo questa sera abbiamo fatto questa cosa dell'apertura, però è un po' un'inaugurazione del gioco. Che è giusto, non puoi tutte le sere aprire un panettone, quindi farlo vedere come esatto. Poi io te è finita la puntata, però una fettina ce la smazziamo. Riponilo lì, non iniziare a mangiare Amedeo no, subito la crosticina sopra. No, vieni qua. Vieni qua, anche perché abbiamo tanta musica da andare a cantare per i nostri amici a casa. Iniziamo con le richieste. Vai Fabrizio, alle mie spalle arriva la prima richiesta di questa sera, in realtà la seconda. Ciao Enrico, mi faresti ascoltare un'avventura di Battisti? Grazie, bravissimi Francesca e Lorenzo. Facciamo così, non facciamo solo un'avventura, andiamo proprio nel mondo musicale di Lucio Battisti con 4-5 pezzi uno dietro l'altro, facciamo un medley, come si faceva una volta. Non è vero, si fa ancora adesso. Sei pronto Amedeo? Tu dici Lucio dai. Battisti. C'è un treno che parte alle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Ti passano 10 minuti per giungere a casa la nostra. La chiave ricordati è sempre lì sulla finestra. E nel fare le valigie ricordati di non scordare qualche cosa di tuo che a te poi mi faccia pensare. Ora basta, non sono più qui. Ti rendi conto anche tu che noi soffriamo di più ogni
10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulla quale morire. Oh, 10 ragazze per me, solo per me. Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto, quello è proprio matto, perché forse non sa che possa averne una per il giorno e una per la sera. Però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa vera. State cantando con noi tutti. Prossimo lo sappiamo, voglio sentire voi. Con le mani posso finalmente bere nei tuoi occhi innocenti, posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Insieme! Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere nei tuoi occhi innocenti, posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro come il tuo amore. Dedicatissima, arriva anche. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto la primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no, 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 non sarà un'avventura. Questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei alla luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima è sempre tu, perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Domani è sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà un'avventura. Non è fuoco che col vento può morire, ma vivrà quando il mondo, fino a quando gli occhi miei avrà luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima è sempre tu, perché non è una promessa, ma quel che sarà. Domani è sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà un'avventura, un'avventura.
Noi dobbiamo fermarci, sono le 20:23, siamo già in ritardo per la pubblicità. Pubblicità 3 minuti, torniamo subitissimo con tante belle canzoni qui per voi in diretta. Pubblicità! Benvenuti in questa seconda parte, 20:27, andiamo avanti con Casa Peretti. Enrico, mi fai Raccontami di te di Marco Masini. Simona, tutta per te, eccola qui. Raccontami di te, se hai voglia ancora di parlare, un po' di verità. Stasera non può farti male, aiutami così, almeno non dimenticare la vita che cos'è. Raccontami di te, di come riesci a respirare questi giorni soffocati dalla solita allegria, vuoti a perdere sui prati che la gente butta via, questo tempo senza tempo che non ci accarezza mai, dentro un labirinto di cemento, questa fabbrica di eroi. Raccontami di te, da quando mi hai lasciato solo, soffrendo più di me, spiccando il volo verso un'altra te, teneramente forte come sei. Insegnami a non vergognarmi mai di innamorarmi dell'amore. Raccontami di te, se sei riuscita a perdonare tuo padre che non c'è, non piangere. Raccontami di te, di come riesci a sopportare questi eterni fallimenti di ogni splendida utopia, la processione dei rimpianti nel freddo dell'ipocrisia, questo vivere aspettando che qualcosa cambierà in questo indifferente giro tondo, oltre questa libertà. Raccontami di te, adesso che ti sei sposata, di quanta vita c'è in quel bambino che assomiglia a te, perdutamente bella come sei. Da questo sogno non svegliarti mai, lo sai quanto ti voglio bene, la tua felicità è un treno in corsa verso il mare, tu vivila per me, amore mio, raccontami di te. Grande Marco. A Simona. Amedeo, vieni perché è anche tu una richiesta che non è arrivata tramite messaggio, ma è una grande canzone, perché si parla di Michele Zarrillo, 5 giorni, a chi la dedichiamo? La dedichiamo a Grazia, che mi dice che quando ascolta questa canzone gli piace tantissimo, gli dà tanti ricordi. Io appena diventa la trasmissione te la dedico. Eccola, 5 Dedicata a giorni Grazia. per Grazia. Cinque giorni che ti ho perso,
freddi in questa vita, ma tu non m'hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e in me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui. Io ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? È proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute, ed io inchiodato a te. Tutto, ancora più di tutto, per cercare di scappare. Ho provato a disprezzarti, a dirti a farmi male, perché quando tu stai negando non sai mai, oh mai, se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù nel mare. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? È proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri, mi dici che ti perdonerà di esserti dimenticata ieri, quando bastava stringersi di più, parlare un po'. Amedeo Agrillo. Amore, è proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. La grande voce di Amedeo Agrillo. Bravo Amedeo, che soddisfazione. Grazie, ma io devo farti i complimenti per il pezzo di prima. Ma noi ci facciamo i complimenti così in diretta. Mi è piaciuto. Ti è piaciuto? tantissimo, assolutamente. Bravo, Raccontami di te, è una gran Sì, canzone. appunto. Già quando il pezzo la è bello. ricordavo e non la ricordavo, e tu me l'hai fatta ricordare. Molto bene, e adesso andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui, compresi i 20 classificati per il gioco del terzo tempo. Vai Fabrizio, grande puntata del nostro Fabrizio, facciamo tutti a casa un applauso a Fabrizio. Fabrizio, grande. Un orologio talmente puntuale, bravo. Auguri da Flavio, Silvia, Lucrezia e Federico, i nostri amati cani. Enrico, non cambiare, sei unico e ci regali momenti stupendi ogni sera. Grazie, no, grazie a voi. Io non cambio se voi non cambiate canale. Io resto sempre questo, ma voi sempre collegati su Rete 7. Siete super. Concetta e Franco da Corso Orbassano. Ciao Concetta. Grazie. Ciao Franco. Ricordo che questi non fanno ancora parte dei 20, perché sono arrivati prima del lancio del video pubblicitario. Un salutone dal
sempre presente Franco da Torino e Axel, siete fantastici, grazie, viva Enrico, Amedeo, forza Napoli. Grazie, sempre. Legga. Ma sai con buona trasmissione, hai già stufato il tuo paragano. Amedeo è grande amico, per adesso verità, ma visto il sito dove arriva, è simpaticissimo, oltre a persone per bene, una gran voce. Grazie Ciro, ma una Allora, trasmissione Ciro, di canzoni. Ciro, lui ha una cosa in testa, il calcio. Lui dice che Lukaku è un paracaro, ma stiamo parlando di musica? Stiamo parlando di musica qui! Mannaggia, andiamo avanti. Tutto ti vogliamo bene. Sì. Mali augura buone feste a tutti voi. Ciao da Anna e Franco di Viviana. Ciao Anna, ciao Franco. Ciao Franco, grazie. Mamma mia, Leci, va. Buona serata amici, è sempre tanta bella musica. Grazie Dani. Ciao Dani, grazie mille, grazie. Lui dice che Lukaku è più forte di Vlahovic, non lo so. Ciao nonno, Enrico, sono un vostro fans, siete molto bravi, lo dice Lorenzo. Ciao Lorenzo. Bello è che il mio Lorenzo. quarto nipotino. Ma che spettacolo. Complimenti a voi tutti, Enrico da Piero Alpino di Gressonede e da Giacomino. Ciao Giacomino, grazie. Leggi. Ciao Enrico, auguri a tutti i partecipanti di vincere questo panettone, cominciando da me, Maurizio Di Volpe, è giusto che sia. No, però non hai il numerino, quindi esatto. l'hai mandato leggermente in anticipo. Dai, ci riproviamo domani. Ricordo che fino a Natale faremo questo gioco. Tutte le canzoni che fate mi danno gioia e serenità. Grazie a Rotellini Carlo da Corio, grazie a Rotellini, grazie anche a noi, Devo dire che tutti i brani che facciamo li sentiamo. Caro Enrico, i fedelissimi Alfonsino e Germano tentano l'assalto al panettone, un abbraccio goloso, ma manca il numero. L'avete mandato prima, regia, l'abbiamo i 20 col numerino, l'avete mandato in anticipo. Buon inizio di canzoni, grazie per la compagnia. Ciao da Elena, ciao Elena, grazie Elena. Grazie, Elena. E poi siete sempre molto simpatici insieme, bravi, lo dice Juanita. Grazie, Juanita, grazie. Juanita, buona serata Antonella da Veraria, ciao Amedeo. Grazie, ciao, grazie a te. Ogni sera belle sorprese a casa Peretti, bravi, lo dice Lilli da Rora. Grazie Lilli. Ciao Lilli, grazie. Attenzione, da adesso sono i 20 classificati e si ricomincia con i messaggi da Luisa e Fulvio da Torre Pellice, classificati in prima posizione, quindi nello spicchio della ruota avete il numero 1 e di qui in sequenza abbiamo il 2. Ciao Enrico, ciao Medeo, un saluto da Mari, Miru, Daniele, Michele da Barge, il 2. Ciao ragazzi, buona serata. Mentre lo spicchio numero 3, un saluto speciale a tutti voi, Silvia Montalciata. Grazie, Spicchio Silvia. numero 4 viene consegnato a Gianni da Torino. Ciao Casa Peretti, ciao Gianni. Spicchio numero 5, Marco da Torino. Ciao Casa Peretti, bellissimo programma, continuate così. Grazie. Spicchio numero 6, sesta posizione nella ruota del terzo tempo, tripudio di dolcezza come Casa Peretti, grandi Titti e Giovanni. Ciao Grazie. Titti, ciao Giovanni, dobbiamo andare velocissimo regia, velocissimi. 7, viva Enrico, viva Medeo, viva il panettone. Giovanni d'Alessandria al settimo, all'ottavo posto abbiamo bellissimo il panettone. Ciao Maura da Luserna, bene Maura, al nono posto. Il nono posto, ciao Enrico, sempre complimenti per Casa Peretti, un saluto al fenomenale Amadeo. È possibile sentire quando puoi senza frontiere di Pun. Un saluto da Fabrizio di Quarona, va bene, la mettiamo in programma. Grazie Fabrizio. Al decimo posto, ciao a tutti voi, complimenti per il nuovo premio che avete messo, spero di vincerlo. Attenzione, non ti sei firmato col nome, l'ho dimenticato io di ricordarlo. Comunque lo teniamo valido questa sera. Domani devo spiegarvi un'altra cosa, ci va il nome nel messaggio, ma va bene. Undicesimo. Ciao, sempre molto piacevole stare ad ascoltare le vostre canzoni, lo dice Angela da Torino all'11ª posizione. Mentre la 12ª posizione se l'è aggiudicata, vediamo un po' se l'è aggiudicata la 12ª, regia. Ok, Melania con Nuvole Speedy, ciao Casa Peretti. Enrico, puoi dire alla mia Illy che andrà tutto bene per venerdì, che l'adoro sempre e comunque, ricordagli di pensare solo a se stessa per un po'. Hai ragione, andrà veramente tutto bene. Benissimo. Assolutamente, dai. 13° posto, ciao ragazzi, siete grandi come sempre, saluti da Fabi e Nico, Gabriele e Francesco, continuate così. Grazie, un bacione a tutti. Grazie. 14°, tanti saluti a tutti i camperisti del Piemonte. Cosimo da Torino, viva camperisti, ciao Cosimo, grazie. 15°, viva il panettone, simbolo delle feste, festa sempre in casa con voi, lo Grazie, dice Simona. Grazie Simone. 16° posto nella ruota finale, ciao, complimenti a tutti da Paolo. Grazie Paolo. Grazie Paolo. 17ª posizione,
abbiamo ciao ragazzi, sono Giorgia, vi seguo sempre, bella musica con voi, bravissimi, ci vediamo domani, non vedo l'ora, un abbraccio Giorgia. Giorgia è una cantante di Casa Peretti, quindi andiamo a escluderla da 17, altrimenti se poi vince dice che è tutto combinato, quindi le postazioni sono solo 19, se è il 17 ruotiamo di nuovo. Ciao, tutte le sere vi guardiamo, Marco da Luserna, grazie Marco. 19ª posizione, ciao Enrico, grazie perché tutte le sere ci fai compagnia, questa sera con Battisti è il massimo. Diana da Pinerolo, grazie. Diana. 20ª e ultima posizione nella ruota finale abbiamo, vai regia, sì, rifacciamo, abbiamo ripescaggio sul 17, quindi il 20, un premio che più lo mangia ed è buono, come prima, più di prima, come cantava il grande Panettoni Dallara. Livio c'è, stavolta non l'ho capito, tu a Toni, Panettoni, mamma mia, va bene. 17esimo lo ripeschiamo, allora regia, è questo? Mi aiuti? Ripeschiamo il 17, ma semplicemente perché Giorgia è una cantante di Casa Peretti, lei ha mandato un messaggio per affetto. Ricordo che domani sera è qui, lei canta bene, è bella da vedere, quindi non perdetevi la puntata di domani sera. Il 17esimi sono ciao ragazzi, bravi, sempre bella musica, saluti da Giacomo e Silvana. Grazie. Fermiamo qui Casa Peretti, pubblicità, terzo tempo, iniziamo con la ruota e ancora tanti messaggi che andremo a leggere e un po' di musica ci sta forse ancora. Vediamo bene, Ci sta, pubblicità. Eccolo qui, adesso andiamo a scoprire anche chi ha vinto questa. Beh raga, non vi dico di più, che profumo in questo studio. Wow, vediamo un po' chi si aggiudica il panettone questa sera, il primo panettone, il primo di tanti. E ricordo che fino a Natale andremo a giocare con voi. Fai entrare la ruota, Fabri, la ruota di Casa Peretti. Vai, vediamo un po'. E la ruota arriva, forse, la ruota arriva. Si fa attendere, suspense. 3, 2, 1, vai Fabrizio! Vediamo un po' chi si aggiudica il panatun. Il panatun va al numero 19. Ok, grazie Amedeo. No, poggialo pure. Chi è il numero 19, Fabrizio? Andiamo a scoprire un po'. Attenzione, ciao Enrico, grazie perché tutte le sere ci fai compagnia e questa sera con Battisti è il massimo. Diana da Pinerolo, brava Diana, hai vinto il panettone. Vieni Amedeo perché abbiamo ancora tanti messaggi da andare a leggere. Complimenti a Diana, domani altro giochino, sempre in diretta 20:48. Ci restano 12 minuti di trasmissione, ci restano tanti messaggi da andare a leggere. Partiamo da questo. Ciao, mi piacerebbe sentire Cercami, Renato Zero, va bene, la facciamo, è in programma, è un brano che abbiamo fatto anche di recente, però la facciamo. Ricordo che le richieste mi piacciono, ma se non hanno la firma non ha senso. A chi la dedico? Ciao, siete grandi, vai Elena, grazie Elena. Scrivete chi siete, dai ragazzi. Saluti da Francesca da Domodossola, ciao Francesca, buona serata, buon divertimento. Bravissimi, un abbraccio dalla Patti di Villar Perosa, ciao Villar Perosa. Ecco, inserito il microfono anche. Allora, ciao, mi fareste ascoltare Pupo con Su di noi? Angie da Torino, la mettiamo in programma, grazie Angie. Ricordo che tutte le vostre richieste vengono cantate a distanza di 1, 2, 3, 4, 5 giorni. Buona serata Perettini, un saluto alla mia dolce cuginetta, la bravissima Valentina Branca. Saluti a tutti, te la salutiamo la Branca. Grazie, ciao. Però non si è firmato. Manca il nome di chi è. Ciao, buona serata da Gemetto Mariuccia. Ciao Gemetto, buona serata anche a te. Panettone goloso bello. Vabbè, questo messaggio potevamo anche non mandarlo in onda, leggiamo, sì. Goloso bello, non si è firmato, non ha una. Ma quanto siete bravi! Un abbraccio da Dado, da Villar Perosa. Ciao Dado! Grazie. Grazie per il bellissimo regalo. Divi bravi non basta, bravissimi Francesca e Lorenzo. Grazie ragazzi. Avevano richiesto Battisti e noi abbiamo cantato Battisti. Bellissima serata, grazie per farci cantare e ballare. Baci da Diana, Vanessa, Cecilia da Monte d'Apo. Ciao Monte d'Apo. Ciao Enrico, ci potresti cantare Si può dare di più di Ruggeri, Morandi e Tozzi? Grazie Laura, Arianna e Cristiano dalla provincia di Cuneo. Quasi inizio domani sera con quel brano. Siete in collegamento? Fatemi sapere. Comunque inizio domani sera, dai. Ciao a tutti, siete bravissimi, è sempre un piacere ascoltarvi. Un saluto da Torino. Lara, ciao Lara. Grazie. Bravissimi, tu e Amedeo siete unici nei duetti che da soli. Liliana Collegno, grazie. Ciao Liliana, grazie davvero. Ciao Enrico, ciao Amedeo, stasera bellissime interpretazioni, ma quanto siete bravi. Luciano di Brandizzo. Luciano, grazie. Ciao Luciano. Grazie per la bella serata. No, grazie a voi. Grazie a voi, grazie di questo messaggio. Peccato che non è stato firmato. Sempre bravissimi. Saluti da Federica e Sofia da Bagnolo, Piemonte. Ciao Bagnolo! Grazie.
Ciao Casaperetti, bellissimo programma, sempre di compagnia. Mimmo! Ciao Mimmo! Ciao ragazzi, grazie per la serata. Facciamo gli auguri al nostro nipotino Jacopo che oggi compie 9 anni. Un super power abbraccio a tutti. Elena e Fabio, auguri Jacopo! Grazie. Auguri da parte di tutta Rete 7 Casaperetti. Enrico Amedeo, sempre qui come due amici chiacchieroni pronti a pizzicare le vostre orecchie con le vostre risate e sorseggiare le vostre storie con entusiasmo. Che bella questo Grazie, messaggio. Paolo. Salutiamo anche Davvero tutta bel messaggio, Collegno all'ascolto. Ciao viva viva voi da Osta. Michaello. Ciao amici di Casaperetti, ciao Amedeo e Enrico, buona serata a tutti voi amici Rete 7, alla regia vi seguo sempre, grazie Enrico. Ciao Enrico. Continua così. Ciao Enrico, ciao Miki, buonasera. Grazie mille, dolce serata, vi penserò mangiando il panettone, lo dice Diana. Fortunata Diana, dai, sono contento che il panettone sia finito a Pinerolo. Ciao, siamo Alessia e Francesco da Bra, siete dei grandi, vi seguiamo sempre. Grazie, questo e fa piacere. Salutiamo Alessia, salutiamo Francesco e tutta Bra. Ciao Casaperetti, siete fantastici. Oggi Damiano compie 14 anni e allora tanti auguri Damiano! Io sono un dormiglione ma per il panettone mi sveglio. Da Bibiana. Non si è svegliato tanto per il panettone però. E secondo me ancora molto nel mondo dei sogni. Grazie per questi messaggi e noi andiamo avanti con una richiesta, mi sembra, regia, sì? No. Andiamo avanti con un brano che hai richiesto tu, che è stato richiesto un po' di mesi fa, poi l'abbiamo lasciato un po' in stand by perché arriva Il cielo in una stanza. Ciao Daniela. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me, su nell'immensità del cielo. Che bella sta foto ragazzi, non lo molla un attimo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me, su nell'immensità del cielo. Ciao Paola, grazie. È per te, è per me. Amedeo, sei pazzesco, grazie Amedeo, però Ti ringrazio. corriamo perché ho ancora una richiesta, Fabri, del molleggiato di Adriano Celentano. Sì, riusciamo. Ciao, ci potreste cantare Viola di Celentano? Un saluto da Simo, Paolo e Nirva. Allora facciamo subito, di corsa, ma la facciamo tutta per di più. Vai. Amedeo.
Monica, ciao Danilo. Soli nella campagna, col vento che ti spettina un po', viola stesa sul fieno mentre il sole va giù, una stella sul prato sei tu. Dormono le farfalle, viola che incanto questa notte per noi, viola mi sento forte, la mia forza sei tu, stringimi forte, amami così. Vero come la campagna, il nostro grande amore, la ruga dall'alba bagna, i nostri colpi uniti in un fiore. Vedi, si sveglia il sole e ancora ti ritrova con me, viola, tutto è più bello perché dove c'è l'erba, amore e vita c'è. Signore e signori, ha cantato con me Amedeo Agrillo, ha diretto questa grande puntata, lasciamelo dire, ve l'ho detto ieri sera, lo dico anche stasera, sta serata è stata un'altra bella puntata, siete d'accordo o no? Bravo Fabrizio! Ciao Giuliano Falco, domani sera qui con me Giorgia Battisti, sarà un'altra grande avventura musicale e ci sarà panettone, le vostre richieste, insomma dite in giro cos'è Casa Peretti, aiutateci a crescere. Se volete rivedere questa puntata, canale 83 21 e 30, ok? È così semplice, Piemonte più stanotte 4 e un quarto, perché no? Su Rete 7, da domani cercatela su YouTube, mettete un mi piace nel nostro canale YouTube perché deve crescere, deve crescere il nostro canale YouTube, no? Se ne mettono 2 poi va via. Quindi ciao a tutti, grazie davvero, Grazie a a tutti, tutti, buona serata. ciao, bravo. Ciao Enrico, buonasera a te e a tutti. Piacere, c'è Casa Peretti, canta con noi, momenti perfetti, vai con il coro, facciamo casino. Piacere, c'è Casa Peretti, dammi la mano, stammi vicino, fammi conoscere la tua città. Manda i tuoi messaggi, foto richieste, saluti a mamma. Mamma! Ciao mamma!